Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Spero che la serata sia di vostro gradimento. Vi chiediamo alcuni favori. Siamo tutti abbastanza emozionati e quindi vi chiediamo di perdonare le nostre papere e ci prego un'altra cortesia. Qualcuno è un po' raffreddato, quindi non riuscirà a gridare, quindi vi prego per favore di spegnere i cellulari se ne avete e di fare quanto più silenzio possibile. La serata inizia con una commedia dal titolo Acuzzi mi causi. I personaggi sono Liborio, interpretato da Saro Puleo, Filumena, interpretato da Lucia Finocchiaro, Ciccinu, interpretato da Dario Vinci, Donna Ciccia, interpretato da Mariuccia Mirenda, Carmelina, interpretato da Nunzia Branchina, la signora Vespa, interpretato da Lisa Di Natale, Casimiro e il Compari, interpretati da Luca Vinci. Sì, ecco, subito dopo la commedia vi prego di non alzarvi, ci saranno alcuni avvisi da ascoltare, quindi cerchiamo di non fare confusione subito dopo la commedia e vi auguro buon divertimento. L'avessi trovata una volta in già quando mi hanno coglione travaglio. Sempre fuori. Una volta ne so madre, una volta ne so comare, un'altra volta ancora ne so domenica. L'importante è che entra non c'è mai. Ora poi che ci picchiamo sta malattia oggi il culo cattolico, annurvavo. Completamente. Prima non ci stava entra, ma ora niente a turno. Completamente. Andando la panza fa pretenza. Questa fame caio, ma la mangiasse a molto buona. Altro che circolo al quadrato. Palomena! Ma Palomena! Angie, io non te lo tagliamo un Angie. E non c'è mai morto. Ma! Oh ma! Chi sta tutta magari? Ma non è che la molto sa! Oh, Nico! Oh! Sempre schicchi fai, sempre schicchi! E se non facete il corazon, che voglio fare? Come chiedi è fuori a pigliare in varie cause? Ma non sai che oggi è la festa della Madonna Carmen? A tesoro, ci trasi? Sì, mi già sul fidanzato. Saluto, consorte. Ma che c'hai? Non mi dai punto? E ora voglio vedere. Oh! Io vedo perché siete andati? Ma paravo pleno, tiravamo chiarica alla mano. Ma che c'è cucchi? Chi sta? È la nuova moda. Alla pancia della moda. Oh, ma pare mia nonna quando era notte a scuotere
una signora letterata. Che significa? Se ne va alle riunioni, frequenta le parrine che sanno un latino, e alcun altro t'andicchia, finita a mia moglie, che con la lingua cave la tenia paese paese. Oh, che delizia! Quando la putia, e ci dice a donna Iappia, 1 chilorum di panone. E qui invece lo pane c'è una mezzo Cristo. Ma voglio vedere quando è che ce la finisci con questi spiriti basati. Piuttosto dimmi una cosa, va. Sei ritirato figlio Ciccino? Da un bello spicco. E che svelianoro di sua madre. Ma perché? Non si ritirava un manziotto? Non lo so. Come non lo so? Non è cascato. Ma avete rotto di stamattina che sono in giro. Prima venne a messa come di giusto, e poi io fui reato per trovare in vari cause. Molti di Pitania furono cause che non si potevano trovare. Lo sapeva io. Tutti neri, e senza sacchetti. E allora, causa morti chissi. Ma stasera, che commessa ci facciamo? Tanto solo ci sta sul sito. L'ho turista stamattina, io dico. Vabbè, ma tu sai come sono i parrini. Quando t'accuna a predicare, non ce la finiscono più. Mangio un giovane tutto l'anno, chissi! Gli indi che è scudo! A favore, va! Senti una cosa! Che fai? Parliamo all'indicca pronta è! Mica mi cerchi, Ale picchia. Ma su te stai leggendo che non già hai gustato. Ma sei curioso, ah? Signore miei, un povero uomo che parte alle 4 di mattina a picchiare a travagliare. E si raccoglie alle 4 di sera dopo che ha gliccato sangue tutto io. Sa sentire dire che non è pronto. Perché la signora è stata impegnata nelle riunioni. E tu? Invece di vedere a giocare a briscola. Perché non te ne vai nella riunione dei uomini cattolici? Buono, no, ben giocarci sempre. Sai che facevo? Ne armavo un bello altarundo mezzo a casa e ne facevo morire la messa a domicilio. Ma lasciami parlare invece di delle fesserie. Senti, ti stava dicendo che se tenessi dalla riunione dei uomini cattolici imparassi tante cose che non sai, e specialmente sulla religione d'oggi. E chi è che c'era imparato? Sono tutte queste cose che si vedono chi minigonne. Peggio. Oggi un parroco mi spiegava che ci sono picciotti timidi, che rovinano i buoni figli di famiglia. Li chiamano la gioventù abbruciata. Senti che c'è qua. E allora? Come allora? Io voglio paura per il nostro figlio. A tale volte se ne sta chiungere con chissi e si brucia magariggio. E chi è che ci va ingurgiando con tutte queste fantasie? Arrostuto, friuto, abbruciato, squarato, ciccinello, e in caruso casa uno va e uno cammina. Chi sono oggi non potevo sapere, chi sembra della iddo. E è nudo, si è messo su pubblicità a testa ora, voleva dirlo. Invece di parlare, all'indicchia mi dici subito. Poi io ti parlo di cose importanti e tu pensa all'indicchia. Portando o no, io hai fame. Prima mangiamo come è di giusto, non linghiamo avanza, e poi casomai discorremo. È inutile. Tu sempre lo stesso, sempre fa panza pensa. Magari quando eri muzzito, prima di venire in mia, si neva una potia e si faceva una bella mangiata di fariane. E ricreava la salute. Guardate come non ti dico su Panza Gaiù, vestito cari. Non ci casera mai! E ci manca solo! Una specie di calendica e dura il cucinato. Avanti, marcia! Sì, me ne Proprio! sto Forza! Sì. Buonasera, babbo! Babbo ci può essere stasera! Ah mia! Ma chiamare padri e ma dire magari le vazia! Rispetto ci vuole per la legislatura, animale! Silenzio! E non rispondere quando parlo io! Ma che cos'è che c'hai?
Sembra che ce l'hai con me! Io non ho fatto niente di male! Ma voi lo sapete? Questi amici che voi frequentano oggi? Ma io frequento i soliti amici. Ciccino, Turiddu, Iappio e tu tutti li conosci, tutte brave carose sono. A vista tutte brave siamo. A voi sutta. Allora che sono sti discorsi? Io aiutato un comizio. Ma quale comizio? Voi lo sapete non ne tu? Oh, ma sei fissato? Se ti dico che è stato un comizio, c'era Miranda. Si deve parlare. Qui Miranda. Un ballatore. Ballatore figo. No, maschio. Come? Non dici che si chiama Miranda? Si chiama Miranda, ma io è mascolo. Miscolo, Si chiama Miranda, ma io è mascolo. Siamo sicuri? No. Si chiama Miranda, ma io è mascolo. Ma sape che comincia a sentire Pedro bruciato io. Bruciato. Aveva ragione tua madre. Tolomena! Ecco! Lo senti tu Pedro bruciato? Sento. Ma chi sto zitto? Io! Tu, che vai fuori anno per mare e per mondi. Papà, che dici? Sì, perché mi penso, perché mi ha bruciato. Tu fai parte della gioventù abbruciata. Papà, ma che dici? Io farei parte della gioventù abbruciata! Ma chi mi dice queste bazzeccole? Un parroco, come dici? Un parroco mi dissi che io faccio parte della gioventù abbruciata? Impossibile! Io è che ho Pedro abbruciato? Carabignoli, un parroco mi spiegava che mantiene la cura ai nostri figli. Se non casa bruciano, insieme alla gioventù abbruciata. Tomaggi, siccome le cose le capisci a volo, ma proprio, se sbaglia che ti bruci magari tu. Ma che c'entra? C'entrissimo, e come? Figlio mio, così me l'ha asciuttato. Chi è che Pedro ha bruciato? Lo sapeva io che va a finire in questo modo. No, arrivano i nostri. Oh! Ma carità te l'ha attaccata un'altra volta, Chi puzza l'ha bruciata? Chi? Maledicia! Stasera non si mangia! Altro che gioventù abbruciata! Picchiani abbruciata! Io te me ne mangiare stasera. Ci volevamo fare. Senti, Borio, oggi in occasione della festa della Madonna Carmine, fatto solo città sul zio. Io che ci avevo pensato io? Auguri! Chi c'è sto bravo? Città sul zio. Sì, già sul sito. Piuttosto, vogliamo a preparare un po' di caffè. A me Le hai fatte vinca, solo chi si sa di fare un caffè. Ma non una cosa. Ma tagliare queste cose. Questa carta geografica che compara in questa causa. Che compassa ci faccio? Signore mio, aveva 20 anni che si rimane a paccattare in varie cause. Vai! Come hanno deciso? Questi sono i causi di quando mi maritai. Tutta la mia vita rubare hanno avuto accattato lui. Questi, gli imparo un po' la prima comunione. Che io allungavo, gli hai chiesto puzzato. Ma infatti,
quando incontrai questa regina di Sabba, sì, ma non ti priare per cui stai dicendo tanto purino, oh. Lo sapete che mi disse? Mi sono innamorato delle tue gambe. Ma certo, su chi causa mi arrivavano su terra occhia. Ma che ci posso fare? Io sono da sto paese, ci sono cauti solo per beduini. Voglio dire, pipitte. Sì, San Pellegrino. Fatto è, quando sta casa, non si usa un auto, caparetti. Avevi ragione, mia cara. No. E mo, che combatta ci faccio stasera con lo fidanzato? Sei ceduta tu, eh? Sta vedendo il fidanzato. Ma non ti dico oggi tuo figlio. Bella trovata, oh. No, mentre che sai che facevi? Mi metto che di mia moglie, caso non più curtango. Sì, anche perché ti noto. Va, non mi fanno sbagliare a parlare, va. Puliziamo, Castelline, puliziamo. Per lo chiami. Cammina tu. Ci pensai? Ci diciamo che è in campagna e che non va bene. Giusto, hai ragione. Una volta tanto, ma solo a dice una cosa giusta. Bravo. Ma ancora queste sedi. Mamma mia, care! Ora, via. In cose più difficili sempre io, ma attacca, va. Sì. Buongiorno, prego, accomodatevi. Buongiorno. Conservala in tasca che poi ti avviso io. Mi presento da me stessa, signora Vespa, vedova Massaro Bracomodo. Sono bella, ma viaggio. Accomodatevi, non facete complimenti. Signora, s'accomodate. Signora, s'accomodate, si fa fare cerimonie. Sì, mamma. Signora, gradisce una tazzina di tè fresco? No, grazie. Preferisco un bicchiere d'acqua fresca. Ci voglio io. Ti piace Carmelina? E tu, Carmelina, ti piace mio figlio? Sì, mamma.
Grazie. No. Io mi chiamo Cagata. Assimilo. Ah, vado a scusare, ma sapete com'è? Ah, ma c'è la Vespa! Io pensavo cose che fossi la Puni! Ma che? Vostro marito non è in casa? Sta tornando dalla campagna! Sapete com'è? In tempo di raccolta sa si coglie affittati! Mamma! Mi sta scolando! Daglielo! Cara Carmelina! Melina! Io ti ho superato! Vado! Il torrone! Torrone! Il buono Massimo! Quanto è gentile la signora Vespa! E ringrazio pure il lapone! Il mio futuro sposo! Oh, ecco mio marito! Oh, ecco una vittoria, prego! Se poco dopo ci presenta il fidanzato di mia figlia Carmelina. Mamma! Chi fa un pada? Muna è! Ah, ho caputa! Ma che una balla? Perché se c'è l'orecchione? Buonasera a tutti! Papà! E che ti vestiti di femmina? E che sotto ci mancava? Andiamo, te lo dicevo io, che famiglia, te lo dicevo che aveva l'orecchione! E non farà così! Vuol dire che avete più vuota, te già sai e non te ne esci più! Però lo so, che feci mossi! Mo! Ma non sa capitare più un matrimonio! Questi tempi è difficile trovare un affare! Quando viene in sta maniera, c'è da fare lo stazione. Tutto messo suggerivo più imbaricati. Dopo che a me rossa ci piace l'eleganza, gente, c'ho scorato suo marito. Ragiona la mamma! Si spanduna e liccona! Ma tenuta, zitella e facci cagò. Senti, facci cagò, ci si nome, figlio. E wow, c'è moda, e c'è le bambine. Ma dai, ma tu sei sta mia, ma va a capitare una norecchista. Nei miei tempi si usava di spezzare i risi. Metà tempo. Oh! Stavo
Ma posso pigliare uno sporco? Tanti che ne fai? Valente sta paletta, no! Non si può vedere più! Ma non c'è più finito! Ma che? Ma le case come hanno io moda! Vieni, io! Di giù! Io ce la capitale pochissimo! Ma no, saccio, va! Giusto, giusto, a mia! Ma come ci fai? Sa che stava pensando il primo giorno? No. Io come essere a trovare? Ma mi tocca. Oh, mio compare carissimo! Buonasera! Buonasera, Marozza, come si va? Ma tutto a posto, mi dica! Tuo compare in casa è? Sì, è in doletta! Lo chiamassi? Sì, l'Italia a dimora che c'è un compare! A dimora? Ciao! Chi fa? Va andare a prendere caffè! Non calzi compare a lunga mi mantengo una cosa. Ah, se comoda! Che mi posso fare? Niente compare, non si disturbarsi che sogno ho già mangiato. Ma stamattina non mi sa di compare! Compare, non vuole il passato, Ah! No, ma mi pare che ci sono anche cose! Compare, non c'è niente. Italiano? Ma dicitemi qualcosa, chi sta? Sì, chiama su compare. Sì, ora lo chiamo, lei non si trastorna. Dicitemi la cosa. Compare, stiamo cascando. Compare, voglio compare. Ma siete fissato, non stai a chiamare? E c'è perso tempo. Attaccata. Oh, questa madre che sa fare per avere il suo comune. Compare, cappella. Aspiratori, da compare, che sei saccio? Che famiglia il capitaio, un marito scemo, e la moglie blu che mi stava a scappare. E non lo saccio, come ci portavo in sta casa. E che sta a fare? Si sta a fare un beto, che sta a fare? Compare! Oh! Caio Cristo! Compare carissimo, come si va? Tutto a posto? Tutto a posto, compare! Ma... confonde! La bomba da ciò si fa trovare! Ma io non ne ho visto mai! E manco io, solo quando vedo che entra a casa! Ma che so, ci chiamiamo un dottore, no? Ma sei disturbato? Compare! Ma che mi sparti? Sto a casa antica! No, compare! Ieri abbiamo formato l'Oriente e l'Occidente! Come un muro di Berlino, va! Compare! Ma come? In sti tempi che siamo in democrazia! Sì, Fate ste cose! Che registro! Hai fatto questa cosa, che non la fastidio! Chi ha alterato oggi? Altarato, sogno, magari quasi vado a me! Compare! Veniamo a sugo! Ma non tocca mai! Dove stai dietro? Ma tu mi sono già mangiato non resta! Compare! Veniamo alla discussione! Assettarsi! Io non capisci! Prima la cosa, poi magari scemo, Prima mi domandano lo succo! Compare! Me la lascia una curiosità! So pozzo a disposizione! Vostro figlio! È in casa! Boh,
Che ne faccio? Ma vostro figlio vota. Boh, che ne faccio? E a cui c'è spiare, compare? Boh, ma come faccio te ridi? Ci potremmo domandare a Flomena. C'ha due pezzo tempo. Flomena! Oh Flomena! Non mi risponde mai. A dire che una volta la chiama prima coppia e vede. Mai! Mi fa chiccare il sangue la mattina, non viene la sera. Sempre! E chissà che vuole essere. Ma è vero che giurato questo mai? Che c'è un Flomena! Ma sempre a mia, chiami chi vuoi? Senti una cosa! C'è. Vieni del capanna! Vieni del capanna! Ci aiuto il secondo qua! Senti una cosa, tali a mia! Tali a mia, ma non va! Tuo figlio Ciccino, che fa vota? No, voti solo tu. Non mi scusare. Parla con me, aiuta che c'ha domani! Ma perché mi state domandando se mio figlio vota? Ah, così. A chi mi va passo? Fate una lavare i piatti da buona, sperugiti! Ma, mi capisci? E manco io mi capisco! Compare, mi stava dicendo. Non mi la mano, mi stiamo la cara! Ma che sono tutte malate queste famiglie? Tornando alla nostra discussione, siccome si dà il caso e ci ha visto la chiesa nelle votazioni, e me medesimo, modesta a parte, conosco un deputato. Compagno Laura, io non faccio un nome per non mi esporre. Insomma, parlando di chiaro, se potesse scappare in posto di travaglio per vostro figlio Ciccino. Sì, a Sant'Agostino, compare! Compare, parlo serio! Compare! Non mi scordate! Altre volte che ci casco, sì! Mi fece vecchio e ancora stai aspettando da promessa! Compare, non mi fate scomodo, se venisce che parlo serio, anzi vi dirò di più, domani a mattina, alle 7, passo io con la mia automobile, Ma capisci, va e la volete? E veniamo sul deputato, ma così ci va a parlare. I 7 di mattina, a che ci va a tirare la maschera a sbarrare, no? E poi, sentite una cosa, come è che ci vengono queste cause del beduino? Queste cause che effettivamente tanto torto nella vita. Ora vi spiegate come vedere mia moglie Flomena. No, per favore. Ma quante mogli ci avete, compare? Una, ma basta io mi soffrigo. No, passo. Già ce n'è 3 prima di questa casa. Magari l'altra moglie. Arrivederci. Possono tutto come la prima. Settate, perché la conto. E allora, dicevo, quando mia moglie si ascoltava a cattare i miei cardi, ci passai io. Intanto che è successo? Che saggio. Mi è cattare io i causi, io. Nel tuo frattempo, ne scevano i causi dalla scuola. Mi circondarono, compare. Mi circondarono. Io mi tagliavo non ti sta facciando. E che la faccio? Io vedo, che mi stava scappando. Io ci resto con buono, compare. Facetemi passare, caro. E anche ti mi tagliavano ancora che assai. E a me ridevano, compare, mi ridevano. Chissà che vuole essere. Oggi ti devo dire lì. Io ci resto. Che fa? Mi volete rubare? Finché voi la macchina! Ah, così, baliato, compare! E io ti mi rispondere! Con gran dolore! Compare! Ma rispondere, no! Vogliamo i cauzi, anzi non i cauzi, i pantaloni in italiano, perché giustamente vanno a scuola, perciò non dichiaro italiano, penso che faccio un segno.
E mi dissero, no, vogliamo i pantaloni per studiare la gelografia. Poverino, quando mia moglie cos'è cauti, aveva una fantasia. Oh, vai. Tutto. Poverino, guardate, caccio oggi, cai paese bassi. Compare! Ah, sigaretta, compare, cambatela e hai cade fuori. Domani a mattina, alle 7, puntuale. Ecco qua, ha parlato tutto. Ah! E salutate la vostra moglie! Che manca la vostra! Non ci posso dire. Ma hai a fare ora muscultai. Non me ne è chi? Falomena! Ma Falomena! Senti, sì, una croce. Che poi? Ci sono una croce. Certo. Che te sei? Non è che te sei! Facca zampare i cauci come su! A zampare gli addini, elefanti, non mi interessa! La chiede a caccare perché domani ne esce con compare. Sprugliato! Papà! Ti vanno a pirocchia! A pagina la butti! Bravo a me che ti dice una volta d'anno non fai più che te dico. Prego, Florentino. Agora! Ma chi è che te ne seguis? Ma sono l'uomo! Ah, le fate scurzare, chi sei la nuova moda? Ah, mi stai vedendo? Flomena! Ma raccomando, la riesci qua. Sta vedendo? Sono lungo 4 ita, 4, 1, 2, 3 e 4. Cuzzi mille stasera, che domani a mattina ne escono con cubano, Senti, manco se mi dai i soldi. Fatti la cuzzare di domani. Senti che c'è fuori. Che perché? Perché so? Arrivederci. Ma non so, ma necessito raccontare la lingua. Sto favore subito ci facessi io. E a come? Ora che non mi mangio, ci gagliette. Ma! Oh ma! Maggi! Maggi! Non rispondi. È sud, ma fare spendere magari i soldi per l'apparecchio ora. Oh ma! Se mangia la pensione e manco ci basta. Che fai? Sempre voce fai. Che cosa? Ti sta vedendo sto cotti? Sono lungo. Per favore, mi metto in ginocchio, per favore, puzzatemi la voce. Dopo 20 anni che aspetto un paio di cauti, mi arrivano che ti azzambano la fanta, oh. Va da fortuna. No, se mi arretaste, ho fatto il cozzare nel tappezzo del tuo moglie. A me anche mica mi sono un po' bisogno. E a su due.
Carmelina! Oh Carmelina! Chi c'è? Che Chi vuoi? ci sente? Maruzza! Ci senti? Che sentiamo? Senti una cosa. Mi sta venendo sta cosa. Non ci può codico. E allora? Sono lunghi. 4 iti. Ecco quando canta lontano 5. Cuzzemmillo tu. Fammelo tu sto favore a Suruzza. No! Fatti l'accuzzare tua moglie! Perché fosse tu che mi facessi il giro un pezzoncino! Ma ora vi faccio sapere io se mi sa accuzzare o no. Ora mi levo. No, stavo bene. Sono lontano, ma potete pure mi incattare. Poi, ora mi tocca. E domani mattina, prima che me ne voglio, mi sono arrancata prima e mi incuzzo io, che voglio fare? Ora si fecero 11 e mezza e ancora sogno per bene. Oh, buonanotte a tutti! Sempre sangue come sangue, non da pezzi di sangue. Lo faccio a scolare sempre, si vede. Giusto è mia, ma va a capitare non la leghista. Certo, ci piace l'eleganza. Io c'ho a scolare mio figlio. Ma pizzo, linguola, sbeleanora che non ce n'è. Ma a me piace questo no, che voglio fare? Se non ci penso io, non ci. Sempre sangue, come sangue. Quando resti, faccio io. Faccio io también. Ma chi poi ci funzionano in questa casa, va? A questi domani è contento mio figlio. Buonanotte. Meno male che mi ci curso io all'impoggiuccio mio, ci faccio una bella sorpresa. In effetti sono lunghi, ma no, sta solo, basta pensare
zitto e ciricillò. So maggi, peggio di peggio, ed è buona a casa non più muccari. Tanto, ma ne paga io da casa. A luci, non paga niente. Avanti, va. Quando va lì tu, una luce è qua. Buona su. Ah, sì, sì. Non tagliamo più! Sannata è come a chiggia! Allora, su, vai! Ci metti tanto di una ricciova! Buonanotte! C'hai a pensare sempre io che mi traduzzo. Ora c'è un cosa, non siamo moghieri, pensa solo a vestirsi eleganti. Ieri, tu povero sventurato, manco un pari di cause ci accatta. Ma giurissimo alle buone non sa maritare, troppo spetta era. E come si annagava quando camminava. Signori miei, ma quando aveva detto, va? Va. Ma sei, va, sei, buono, buono. Ci fanno i pantaloncini. Buonanotte.
Adesso si di 4 come tagliare un barico. Ma come siamo consumati qua? Oh. Ma metti un amico, forse lungo ancora. A lungo più, Uzzamennillo, amici. C'è il femmine, va la figlia, ma è pensare, ma Non te cavaretto, quattro vita. A quello 4, su lungo su, 6, e a 2, 8 vita, amici. Quando sulle manine non barica, ma io, casando pazienza ci vuole chi i femmini, sempre la detto io. Non fece fare a meritarmi. I causa 20 anni, ma a Bobici 50 anni. Posso fare un salto, posso fare. Fare un bari di forbici buoni, giusto? Ma così. Bari cose. Oh, guarda qui, domani c'è a fare una compassa nel deputato. A oggi una voce a Sant'Agostino, a San Filippo Morone. Ora mi tocca, e domani al mattino, guardate, io forbici mi porto, isti, e la stuccata andò per umano lei cambia di giustizia. Oh, questi, la stuccata, vabbè. Ne vedremo romani. Ma che stuccata mi porto da qua? Amore, no. Amici, anche la volta si ramiamo stasera. Meglio capoluzio che ora vengo compari. Oggi già cae. Come sono? Compare carissimo, prego, si accomodi. Maruzza, buongiorno. Buongiorno. Vieni che mi dica. O compare pronti? Vittorio, a dimora che c'è un compare. A dimora. Torna Marina Scioscia. Dai. Con Maruzza. Che fa? Volete la canzeggiateca? No, grazie compare. Manco stamattina. No. E allora accomodatevi, va. Che fa? Voi fate sistemare stamattina sto proprio con lei? No, che sistemato con lei. Ma è storto! È dritto. Allora non storto! Ma c'è che è buono. E allora ma aspetta? No,
già. Ma che volete dire? E che saggio? Ma che volete fare? Il vostro marito, nessuno vuole andare. Ah, giusto. Ma tanto io già demorare. Mare, capo c'è che caro, puccio da bene. E che morbido. Vostro marito! Un'altra volta. Però mi facete sentire così. Quanto vacchiamo. Mrs. Peach. Anzi, mi voglio muovere. Ma perché a testa malanova? Ma chi è sta malanova? Ma vedi cosa, Sugno? Ma chiama sta marito per favore? No, chiamo un'altra donna. Che come ma vuoi vado a fare? Vostro marito! Ma la tua paura non poteva essere. No, vostro marito! Basta che lo chiamo e mi si sta muto. Oh! La prossima volta torniamo a andare a scuola in questa maniera. Sì. Ma che mi dici? E poi! O compare, ce va. Lavamo già! Magari non dici pure lavamo! E wow, perdesse tempo! Dai una cosa. Come ditemi scotta. Ma Io la voglio. bisogna dieta! Vabbè, va. Voglio solo a vostro marito! Ma come me ne me ne facessi pensare male, eh? Sparte! Compare, stai un Ah, lavando! mi stai E si spiccia capello, Riego! Quanto mi metto sta cauti e stai venendo? Ma chi ci pazzi, figli? Io non vedere Mario! Io non vedere il brutto! Non... Ma regge fortuna, regge fortuna! E dinno tutto! Tutto mi dinnero, compare! Compare, che sono sta lamentele! Ma perché siete buoni? Io si muore! Più perfetto! Mi ci buttavo, Caio! Dai compare, ma ne faccio perché invece me lo garantisco che non mi Polizia che ancora ero un caio così, è casuno! Ma... Che c'è? Ma che stava la scaetta, compare? Come è che mi metti sta cosa? Compare? Questi non devono fare pubblicità. Compare, non vedo ancora più peggiorato io. Io ho peggiorato! Ah no, io. A voi, come nasco! Spero che lo spettacolo vi sia piaciuto. Come di giusto dobbiamo fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto un ringraziamento a tutti gli attori che si sono impegnati. Un ringraziamento a tutti coloro che invece stanno dietro i palchi, perché suggeritori, Maria Abate, Silvana Abate, Nella, ce ne sono tantissimi, quindi facciamo un applauso anche per loro. Un ringraziamento particolare per il signor Di Stefano, che da circa una settimana l'abbiamo condannato qui a fare le prove puntualmente ogni sera fino a tardi, quindi un ringraziamento anche a lui. E un ringraziamento